Benvenuti a una puntata particolare di Chiesa e Città, come potete capirlo anche dalla disposizione mia, che non sono più in piedi ma di fronte al Vescovo Trevisi, con il quale facciamo un po' il punto di ciò di cui abbiamo discusso in questo ciclo di trasmissioni, perché appunto questa è anche l'ultima puntata per questo ciclo. La lettera pastorale di quest'anno, che poi ha dato, come dire, spunto proprio a Chiesa e Città, era intitolata A cura di voi. E possiamo trarre una sorta di bilancio di questi mesi, anche proprio alla luce proprio del titolo che idealmente abbiamo dato alla trasmissione. Sì, A cura di voi è un versetto di una lettera di San Pietro che dice che Dio ha cura di noi, pertanto possiamo gettare in Lui tutte le nostre preoccupazioni, insomma, ecco perché c'è Dio che ha cura di noi. E questo mi ha mosso un pochino a legare insieme tanti aspetti della vita cristiana, della vita di tutti, che anzitutto c'è Dio che in qualche modo si è preso cura di noi. Mi è piaciuto ripetere tante volte in quest'anno come fin da piccoli, così fragili e vulnerabili, i nostri genitori sono stati il segno di questa cura che abbiamo ricevuto. Anzitutto veniamo al mondo destinatari di una cura. E anche le istituzioni, se pensiamo per esempio alla scuola, che è una prima istituzione in cui ci si aiuta per prendersi cura dei piccoli. Questo ci ha consentito anche nelle nostre trasmissioni poi di fare un ventaglio di tantissime esperienze, da quelle dei malati a quella delle famiglie, a quelle dei lavoratori, a quelli della pace, insomma tantissime modalità attraverso le quali noi partecipiamo alla cura di Dio per questa umanità. E con un taglio particolare, se vogliamo, perché per noi cristiani c'è proprio questo. Io ho sperimentato e rileggo nella mia storia di essere stato il destinatario di una cura, ora nella mia libertà scelgo di diventare la possibilità di prendermi cura e di dare l'occasione anche a Dio di mostrare la sua tenerezza verso tante persone che hanno bisogno di essere accompagnate. Evidentemente a che punto siamo arrivati? Che non abbiamo finito, che la vita va avanti e che queste sono le tracce di una vita cristiana dove leghiamo insieme la nostra fede in Dio con anche quella vita concreta per la quale siamo legati gli uni agli altri. E di emergenze che restano aperte nella nostra città ce ne sono tante, dalla solitudine dei nostri anziani, perché arriva adesso l'estate e sappiamo bene come talvolta, che so io, un po' le famiglie giustamente vanno in vacanza, ma c'è anche chi non riesce ad andare in vacanza e rischia di patire maggiore solitudine, piuttosto che anche pensiamo alle crisi aziendali che sono aperte, pensiamo a tutti i lavoratori precari, sottopagati, le crisi abitative per cui uno va a lavorare ma non riesce a trovare un appartamento che può permettersi di pagare l'affitto, per cui diciamo che di problematiche ce ne sono tante. La lettera pastorale concludeva, e anche noi nelle nostre trasmissioni abbiamo fatto, dicendo che però la modalità anche originale per prenderci cura anche gli uni degli altri è quella anche di prenderci cura della nostra vita spirituale, del nostro rapporto con Dio, perché questo dice anche un approccio un po' particolare, che ci porta anche a vivere una gratuità, a vivere anche accettando talvolta le incomprensioni, talvolta gli insuccessi, ma a perseverare proprio perché siamo legati a Dio. E anche Gesù ha subito incomprensioni e insuccessi, l'hanno messo sulla croce, per cui più di così. E anche noi credenti chiamati a prenderci cura nonostante l'individualismo, l'ossessione del profitto, nonostante tutto quello che sta, le violenze, le aggressività, le guerre. Noi perseveriamo e riteniamo che questa sia la strada giusta. Quello che a me ha colpito molto quando nel corso delle trasmissioni e anche, diciamo così, nel corso della preparazione delle trasmissioni è stato proprio come posso dire, l'enorme quantità di
persone che poi collaborano con la diocesi, non solamente religiosi, no? Sono un po' quelle persone delle quali noi sentiamo parlare in quel momento a fine messa, che è sempre un momento particolare, che è quello degli avvisi, no? Perché molto spesso lì viene raccontata anche la storia della parrocchia con i vari comitati, eccetera, no? E lì magari si è un po' più, già si pensa magari al pranzo. Okay. Però questo è stato Sì. abbastanza, come dire, insomma, notevole Sì. anche per me, insomma. Sì, diciamo, è stato anche un po' voluta la cosa. Sì, penso. Questa è una trasmissione un po' originale perché siamo soltanto Sì, noi, sì. invece sempre accompagnato da preti, seminaristi, religiose e tanti laici, uomini, donne, giovani e meno giovani, perché è il popolo di Dio che è quello che è il soggetto anche di questa cura, destinatario ma anche soggetto e protagonista. E non potevamo parlare di una cura che si fa a prossimità con il povero se non portando anche, che so io, dei volontari, piuttosto che non potevamo parlare dei giovani se non con i giovani, e addirittura anche con dei giovani che hanno fatto esperienze di volontariato internazionale, per esempio. Abbiamo parlato di catechesi, abbiamo parlato insomma di tanti aspetti per i quali sono tanti laici che ci danno una mano. Che questo io per di più abbiamo anche dato un po' un piccolo resoconto, ho girato un po' in tutte le parrocchie incontrando quest'anno i consigli pastorali, i consigli degli affari economici, tanti catechisti, collaboratori e devo dire tanta gente appassionata. Siamo minoranza, però io dico, cioè minoranza quella che va a messa, questo sì, lo vediamo tutti, però viva, vivace, generativa, che mette in piedi tante cose. In questi giorni sto girando nelle nostre parrocchie dove ci sono sacerdoti e giovani animatori e anche adulti che si prendono cura dei ragazzi in modo gratuito, quelli che chiamiamo GREST, centri estivi, oratorio estate, denominazioni diverse, ma che dicono una cura. C'è chi comincia dalle 8 della mattina fino alle 6 di sera a tenere i ragazzi. Sì. Per cui, ecco, una chiesa viva, vivace, certo, dentro le fatiche di questo tempo, pieno di opportunità per cui si fa fatica un po' a scegliere, ma c'è chi sa scegliere e prendersi cura. Una delle puntate più, come posso dire, più intense, ecco, che è un aggettivo che va bene, è stata la testimonianza di quella famiglia che aveva portato avanti una gravidanza nonostante il pericolo e nonostante poi insomma, alla fine la cosa non sia andata bene. Quello era proprio perché era anche, se si ricorda, una testimonianza, se posso usare il termine, molto, molto dolce. Adesso non so se... Sì, sì, è la tenerezza del custodire la vita, anche quando la vita è precaria, anche quando la vita non è destinata a successi per i quali ci sono gli applausi, ci sono una coppia per cui che ha accolto e portato avanti la vita, una vita nel proprio grembo, anche se le diagnosi dicevano che poi quel bambino non avrebbe vissuto tanto. E però è vero, è stata con tanta tenerezza e tanto amore. E diciamo che questa cura, come ci si prende cura di un bambino, come ci si prende cura di una persona fragile, è quella che ci piacerebbe andare avanti a declinare un po' in tutti gli aspetti. Ma dicevo anche a partire proprio dalla cura della nostra interiorità, spiritualità, dunque del rapporto con Dio, perché altrimenti non si regge, questo mondo ci abbruttisce un po' tutti. Senta, Monsignor Trevisi, andando un po' più sull'attualità, anche se non strettissima, la messa del Corpus Domini, no? E poi anche la processione che c'è stata dopo,
si è conclusa in Piazza Unità, che credo sia una scelta un po' anche specifica, insomma. Sì. Non c'era traffico, no, era Sì, voluta. sì. Diciamo che è il secondo anno che lo facciamo e ha ricevuto anche tanta approvazione, perché abbiamo colto, insomma, come fare la processione da San Giacomo alla cattedrale era un po' per vie un pochino disabitate. Sì. Mentre invece in questo modo è il significato della processione. Viviamo la nostra fede nella città. Siamo arrivati in Piazza Unità d'Italia, che è la piazza delle istituzioni, è la piazza dei grandi eventi, da quelli culturali a quelli anche ludici, possiamo dire di divertimento, è la vetrina della nostra città. Ebbene, anche lì la nostra fede, quasi a dire che la città ha bisogno non soltanto del profitto, non soltanto della cultura in tutte le sue arti, ma ha bisogno anche di alzare gli occhi al cielo, di chiedere che nel nome di Dio possiamo prenderci cura di questa magnifica umanità. Infatti nell'omelia lì in Piazza Unità d'Italia io ho proprio ripreso alcune espressioni dell'enciclica di Papa Leone XIV, dove diceva che proprio a partire dal fatto che noi abbiamo una spiritualità eucaristica, per cui ci ritroviamo insieme, confessiamo la fede, ecco la verità di Dio e dell'umanità, il primato e l'investimento dell'educazione a partire da ciascuno di noi, e poi ancora il servizio alla verità, il servizio alla pace e alla giustizia, il primato delle relazioni. Per cui ho fatto riecheggiare un pochino alcuni elementi che ci portano a prenderci cura di questa magnifica umanità in un tempo dove talvolta l'intelligenza artificiale sembra dire: io riduco tutto a dei dati che metto in un computer, salta fuori con l'algoritmo la soluzione. Ma non è così. Non è così. La nostra magnifica umanità ha bisogno di relazioni, di verità, di giustizia, di pace. E questo ci viene anche dal custodire la relazione con Dio. L'abbiamo voluto dire un po' in piazza. Ricordando un po' anche, ripeto, alle istituzioni, a tutti quanti, che ci sono dei valori grandi ai quali ispirarsi, altrimenti risulta tutto soltanto un pochino un mercatteggiamento tra le posizioni. Quella poi era la piazza anche dove è risuonato anche il messaggio di Papa Francesco 2 anni fa, no? Ormai se non ricordo male. E volevo chiedere questo anche. Adesso so che è molto bello come la figura di Papa Leone stia venendo fuori piano piano, no? Cioè con gesti semplici, importanti, cioè, è curioso, no? Era logico che dopo una figura come quella di Papa Francesco era difficile, come posso dire, anche penetrare nella gente allo stesso modo e con la stessa intensità, però pian piano sto scorgendo. Allora io penso che Papa Leone, che è Papa missionario, la sua vocazione è la vocazione di un missionario, e che adesso ce lo ha mostrato in questi viaggi, anche talvolta lunghi, impegnativi, che sta facendo, ma io vorrei suggerire, oltre all'enciclica, di riprendere anche alcuni dei suoi discorsi che ha appena fatto anche nel viaggio, per esempio in Spagna, molto molto forti, che meritano di essere, vorrei dire, proprio meditati. Papa Leone sta portando avanti una Chiesa che evangelizza, una Chiesa che percorre le strade del mondo, non si sottrae ai problemi che ci sono, indicando la via umile che è quella del confronto e della riflessione, non degli slogan per i quali talvolta in una società polarizzata come la nostra il rischio è quello soltanto di scontrarsi. Invece anche, in effetti, anche vorrei dire così, il successo mediatico che ha avuto l'enciclica Magnifica Humanitas è proprio perché in un modo molto mite, ma ha portato a riflettere su tante questioni di cui sentiamo tutti di aver bisogno di fermarci. Una frenesia
e uno scontro continuo come se tutti avessero la verità in tasca non ci sta aiutando di fronte alle sfide grandi di questo tempo. Allora, ci abbiamo verso la conclusione ed è di attualità, sono di attualità questi avvicendamenti nelle parrocchie che sono stati annunciati proprio in tempi recenti. Anche avvicendamenti anche in curia. Che cosa significa? Cioè non è che un vescovo di colpo dice, boh, sai cosa? No, sono qui da 3 anni, ormai abbondanti, ma poi è perché diversi anni fa, 9 anni fa, Monsignor Crepaldi aveva nominato diversi parroci, per cui già tanti cambiamenti contemporaneamente avvenuti 9 anni fa. Alcuni vanno avanti perché non è una cosa ferrea, invece in altri si è ravvisato ascoltando tantissimo, perché io sono sempre in giro nelle comunità e ascolto tantissime persone, si è ravvisato di fare alcuni cambiamenti. Alcuni sono perché la vita le impone, perché ci sono delle necessità, e perché vogliamo portare avanti anche questa Chiesa della prossimità, della vicinanza. Allora, per esempio, un investimento di preti, che non è soltanto quello che sta avvenendo quest'anno, ma anche l'anno scorso, che ci ha portato ad avere attenzione alle case di riposo, di avere attenzione agli ospedali, perché lì passano tante persone con le loro ferite, le loro domande. E questo evidentemente comporta allora degli altri avvicendamenti, perché se un prete va a fare il cappellano a Catinara, allora si libera una parrocchia. Liberandosi questa parrocchia, a cascata si innescano altri avvicendamenti. Il principio è quello, qualcuno magari non sa un po' queste dinamiche, però è quello di un grande confronto che abbiamo avuto nella nostra Chiesa, un grande ascolto. E evidentemente magari sul giornale vanno le lettere soltanto di qualcuno che si lamenta, in realtà ci sono tutto un insieme di altri apporti che hanno portato a considerare che questo è quello che ci sembra il bene comune anche di quello che come Chiesa noi possiamo fare nelle diverse parrocchie, nella curia, anche con l'inserimento di competenze di persone, per cui ecco che c'è Don Andrea Mosca che è passato ad essere vicario giudiziale, ma c'è Suor Vittorina Cinque che ha preso il suo posto nell'ufficio del catechistico e il servizio del catecumenato, ed è anche bello che ci siano anche altre persone che hanno competenza e inserite. In curia evidentemente i parroci sono sacerdoti. Una cosa anche che, ed è bello che sia così, è che passa anche, come posso dire, non ci si fa nemmeno caso ai preti stranieri. Noi in diocesi abbiamo numerosi preti stranieri, sono inseriti nel tessuto delle nostre comunità, per cui dobbiamo anche ringraziare di questo apporto, e c'è un cammino da fare insieme a loro. Ci sono tante sfide belle che dobbiamo cogliere. Evidentemente io dico è anche bello che in una comunità ci sia affezionati al proprio parroco, e dispiace questo cambiamento, e devo dire che magari questi qualche volta anche esprimono una certa critica su questo avvicendamento, su questo cambio. È comprensibile, e io dico apprezzo, vuol dire che quel prete pure è stato apprezzato, sì. Per cui, però talvolta questo è per guardare un bene complessivo delle comunità e di alcuni cambi che innescano necessariamente anche altri cambi. Però io confido sull'apporto di tutti, perché siamo lì per onorare Dio, per rendere gloria a Dio e per aiutarci perché la sua parola e il suo amore arrivino in tutte le case. Monsignore, grazie per essere stato con noi in questa e anche nelle altre puntate, e vedremo magari poi a settembre-ottobre di ricominciare il ciclo. E buona estate a tutti. Grazie davvero.